Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di varie notizie di calciomercato. Abbiamo diverse notizie da portarvi, di cui un rinnovo. Tra queste notizie abbiamo un rinnovo. Partiamo subito da esso. Allora, Luis Suarez è stato proposto a una squadra uruguaiana, ma l'Inter Miami sta a fare la squadra d'appartenenza del cartellino del giocatore, sta cercando di rinnovarlo. Ricordo che ricordiamo che ha 37 anni, quindi se rinnova oppure no, oppure se ne va, sarebbe l'ultima esperienza che farebbe nel calcio professionistico. Poi se si vuole tipo buttare nel mondo degli allenatori, no, Sacci, cioè, può pure essere, può scelta lui sua. Se l'Inter Miami dovrebbe rinnovarlo, come vedete si sta accendendo la luce perché la luce mi è un po' lenta, però almeno si sta riprendendo. Se dovrebbe rinnovarlo a un prezzo di ridotto, cioè a uno stipendio ridotto rispetto a quanto ne prende ora, di circa 2, no, 2 milioni di differenza, di circa 4-5 milioni di differenza rispetto a quanto ne prende ora. Per esempio, che ne so, prende 20 milioni al posto di 20 l'Inter Miami gli toglie 5 milioni, ne andrà a guadagnare 15, giusto perché l'Inter Miami vuole, diciamo, risparmiare un po' sullo stipendio di qualche giocatore e, per magari fare altri acquisti importanti in futuro. Poi abbiamo una notizia di Neymar che vi ho fatto il nome del giocatore brasiliano, 33 o 34 anni, adesso non mi ricordo. Ha, diciamo, ha pensato di trasferirsi in MLS e o in MLS, e non vi spoilerò la squadra, non pensare sia l'Inter Miami, oddio può essere pure l'Inter Miami, però non pensate che è l'Inter Miami, ma è un'altra squadra che vi parlerò in futuro. Poi per esempio può essere pure che tra 2 secondi dopo che ho finito di registrare l'Inter Miami firma subito con Neymar, può pure essere, però no, non è Inter Miami. Vabbè, Neymar ora ha fatto la pensata di andarsene in MLS oppure ha pensato, sì, è il caso di trasferirsi in Europa. Se arriva la squadra giusta, la squadra giusta, il progetto giusto, uno stipendio adatto, certo, non può prendere lo stesso stipendio che prendeva, che ne so, alla Hilal, oppure dove giocava in Arabia Saudita, vabbè, non può pretendere di prendere lo stesso stipendio. Il massimo che le squadre europee ti possono dare sono 12 milioni. Oppure per esempio una squadra europea che ti può dare più di 12 milioni a stagione è il Real Madrid, oppure delle squadre di Premier come Manchester City, Manchester United, Liverpool, queste squadre qua. Però oltre queste squadre qui non possono darti. Poi, come ultima notizia,
abbiamo un possibile trasferimento di Mauro Icardi al Milan. Questo trasferimento è un po' complicato dal lato Milan perché diciamo che sì, dovrebbe entrare Mauro Icardi, dovrebbe essere ceduto già a gennaio Santiago Gimenez per poi andare a prendere, Mauro Icardi, che tra l'altro non penso che, cioè sarà molto difficile, perché Mauro Icardi, diciamo, essendo un ex giocatore dell'Inter, e da quello che ricordo era molto attaccato alla maglia dell'Inter, sarà tra virgolette difficile contrattare con il Milan, che è la squadra eterna rivale all'Inter. Tuttora Mauro Icardi gioca al Galatasaray, sì. E dopo tra virgolette, la cessione di Santiago Gimenez a gennaio, il Milan potrebbe far di tutto per prendere Mauro Icardi. Diciamo che il Galatasaray ha un prezzo fisso, ha fissato un prezzo. C'è quello di minimo 15 milioni, bonus compresi. Il Milan pare che dovrebbe offrire circa 10-12 milioni all'inizio, poi magari ne offre 12 più 2, più 3, 4 di bonus, poi magari sì, il Galatasaray alza un po' il prezzo, magari lo alza tipo a 20 milioni. Il Milan dovrebbe offrirne 15 più 6 di bonus, arrivando a 21, e diciamo così via se il Galatasaray continua ad alzare. Poi certo, se continua ad alzare e il prezzo è un po' esagerato, allora il Milan dice ci urimo, frate, vado a trovarne un altro di attaccante. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, manca un iscritto, uno sputo ai 150 iscritti. Vi prego, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!